Mento. Abbiamo anche oggi i dati, la triste contabilità che voglio presentare e salutare tutti quelli anche che sono collegati in diretta. Abbiamo 18.895 persone in questo momento che sono in isolamento. I positivi sono 7.497, sono persone che sono sottoposte oltretutto a sorveglianza. I ricoverati sono 1.874. Attento, scandisco i numeri per dare una mano anche a Chiara nella cosa. 1.874 persone, ci stiamo avvicinando alle 2.000 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva di questi abbiamo 338 persone e voi vedete che sta crescendo la terapia intensiva, sta crescendo particolarmente in zone nelle quali pensavamo di avere delle isole felici, sto parlando del Veronese in particolar modo. I dimessi sono 536, i morti 313 persone hanno perso la vita e i nati oggi sono 84, 91 ieri, oggi abbiamo 84 nati, la vita che continua. Allora, la situazione è una situazione per noi ancora preoccupante. Ci avviciniamo fra l'altro al fine settimana, le ordinanze che ho fatto restano vigenti, non le facciamo per la passione e per la voglia di essere sadici, ma le facciamo perché siamo estremamente convinti che questo regime di isolamento volontario, indotto, che abbiamo chiesto ai cittadini, stia dando comunque dei risultati. Vi posso garantire che rispetto al modello abbiamo 3 giorni di ritardo e questi li abbiamo ottenuti solo perché i veneti si sono messi d'impegno. Non sto dicendo che abbiamo finito l'emergenza, vi sto dicendo che abbiamo 3 giorni di ritardo, il che vuol dire che se, per farlo capire ai veneti, se noi dichiarassimo che questo fine settimana si fa festa in tutte le piazze del Veneto, noi fra una settimana, 10 giorni, abbiamo il collasso della sanità del Veneto, perché tutti si contagerebbero. Quindi abbiamo ben chiaro che dietro l'angolo c'è il nemico, cerchiamo di non superarlo mai quell'angolo. E quindi vi chiedo ancora, cari veneti e care venete, qualcuno dice ma non ci sono solo veneti e veneti, tutti quelli che sono in Veneto sono veneti e venete, che siano bianchi, rossi, arancioni, a noi non interessa niente, sono tutti veneti e venete. Cari cittadini del Veneto e cittadine, vi prego veramente di cuore di restare a casa, di uscire solo se ci sono effettive necessità, quelle famose inderogabili, indifferibili, oppure ovviamente gli impegni di lavoro, il tema della spesa, ma per il resto restate a casa. I risultati si vedono nel programma, che stiamo accelerando di meno, ma il che non toglie che comunque il contagio c'è. Cioè quando tu hai 1.800 persone in ospedale vuol dire che comunque questo fenomeno è un'autentica tragedia. Le 338 persone di terapia intensiva le possiamo curare semplicemente per un motivo, perché quando altri facevano filosofia su queste cose noi cominciavamo a comprare e avevamo già in acquisto attrezzature. Pensate, nessuno l'ha mai detto, noi senza far tanti movimenti abbiamo comprato 400 letti da terapia intensiva in queste settimane, diciamo da metà febbraio, dai primi di febbraio abbiamo iniziato a allestirci, un fornitore ce ne dà 300, uno ce ne dà 100, abbiamo addirittura chiesto ai fornitori di modificare i letti normali e farci diventare la terapia intensiva. Abbiamo allestito, vorrei ricordarvelo, 740 posti letto in ospedali che erano chiusi da anni. Stiamo facendo di tutto per curare i nostri cittadini
in ospedali. Ovvio che se la vicenda dovesse precipitare, è ovvio che dovremmo guardare anche noi a strutture ricettive, diciamo, di più pesanti, ma per ora lo escludiamo. Se continuiamo con questo percorso, e spero che il governo, che con l'ultimo decreto comunque pone dei limiti anche nella libertà di fare le ordinanze dei governatori, spero e sono convinto che con la massima lucidità e buon senso il tema delle restrizioni lo tenga in piedi. Io ho qualche cittadino, soprattutto ragazzi e ragazze, che mi dicono: ma ancora quanto devo restare dentro a casa? Non ce la faccio più. Più di qualcuno mi dice: facci uscire perché stiamo ingrassando. È un problema che abbiamo tutti, però è pur vero che si dimagrisce solo su un posto, stesi in terapia intensiva. Allora è meglio prendere 1 chilo in più e star bene piuttosto che perderne tanti e stare male. Guardate, io sono la prima persona in Veneto che, come si può dire, soffre questa situazione. La soffro non personalmente perché devo stare a casa, io sarei uno che è sempre in giro per i campi. Soffro perché la devo imporre ai miei veneti, ma non ci sono alternative. Abbiamo governato bene fino adesso assieme la sanità, facciamolo ancora. E qualcuno dirà: ma Zaia è ossessivo. Sì, sono ossessivo, restate a casa. Abbiamo anche delle novità per dare delle risposte a quello che ci è stato chiesto. Ah sì, rispetto ad alcune indicazioni che mi vengono date. Qualcuno dice: ma tu sbagli a dire che ci vorrebbe una sospensione della privacy. No, io ve lo confermo, ma non intesa come ascoltare le telefonate di qualcuno o farci i cazzi degli altri, ma semplicemente per i tracciati e per vedere gli spostamenti nel momento in cui una persona è positiva, deve restare a casa. Noi dobbiamo avere la certezza che non si muove da casa. A questo servono i tracciati. Abbiamo la possibilità di mutuare esperienze israeliane che ci hanno offerto, e ringrazio appunto Israele per questo, però è pur vero che in questo paese ci vuole anche il coraggio di fare un salto in più. È veramente il mio appello al governo che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada. Sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa. È un termoscanner, no? Abbiamo la necessità di capire se nei flussi c'è qualcuno che è ammalato, perché lo possiamo intercettare, lo possiamo testare e possiamo capire tante cose, anche eventualmente predisporre un isolamento fiduciario. I corrieri mi pregano di fare un appello, lo faccio volentieri. Mi dicono: noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie, perché comunque è un'ulteriore necessità di andare. Sto parlando dei corrieri, gli spedizionieri dicono che ancora hanno molti pacchi di micro monate che portano per le famiglie e per le aziende. Dico, è un inutile rischio a nostro carico e anche a carico delle famiglie che ricevono questi pacchi, che comunque, voglio ricordarvi che per le direttive sanitarie il virus vive per alcune ore sulle superfici non biologiche, per cui comunque vanno disinfettate le superfici, vanno trattate, e quindi evitate in questa maniera di fare. Capisco che siamo tutti a casa e magari l'acquisto online è una forma anche questa di antistress, però evitiamo, perché i corrieri mi dicono che spesso hanno pacchetti e forniture che lo si capisce dalle dimensioni e quant'altro, che sono, o lo si capisce da altre modalità, mi dicono c'è custodie telefoniche a tutte le ore. Aspettate un attimo, perché loro sono a disposizione, però giustamente dicono: fatelo anche per voi, perché il corriere vi entra in casa, vi dà una bolla da firmare, e il corriere comunque è come un'app impollinatrice, passa da un posto all'altro, può avere i dispositivi, ma nell'ottica del stiamo a casa, aiutiamoci anche con questo sistema. Infine, ieri avevamo parlato dei tamponi.
I tamponi che noi abbiamo fatto sono 83.025. Di questi tamponi fatti al personale sanitario sono 27.436. Stiamo andando avanti con i tamponi del personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit. Anche questa mattina ho fatto una riunione assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin con i direttori generali, forse anche urlato un po' troppo stamattina, ma non contro di loro, contro il sistema che non posso più accettare. Cioè manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno. Speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, all'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno e continuiamo a perseguire questo target. Ovvio è che oggi abbiamo la difficoltà della mancanza di tutto sul mercato. Infine, ieri ci chiedevate del personale. Sapete che avevamo avuto la disponibilità di quel migliaio di dipendenti da assumere. Ne abbiamo già contrattualizzati 564, si continua ad andare avanti, 123 sono medici, dopo vediamo la tabella, 239 sono infermieri e 156 sono OS. Ovvio che stiamo semplicemente portando avanti i contratti, quindi domani saranno di più, stiamo andando avanti verso questa dimensione. Questo è un dato importante che vi volevo dire oggi. Vi ricordate che ieri vi ho detto, guardate che negli ospedali non ci sono solo i Covid, i 1800, ma ci sono anche i pazienti normali. Eccoli qua. 8.860 pazienti no Covid, cioè quindi non coronavirus, che stanno occupando 160 postazioni di terapia intensiva. Poche, perché abbiamo ridotto di un sacco l'attività chirurgica, diciamo, non urgente, però voglio ricordare che continuiamo a operare oncologici, continuiamo a fare l'urgenza e tutto. Quindi ci sono 8.860 Covid normali più 1.800 Covid, questo è il dato che voi avete. Io per oggi non aggiungerei altro, ci stiamo affrontando un fine settimana, spero che sia un fine settimana determinante per una svolta, non ve lo so dire. Sappiamo dal modello che la prossima settimana sarà impegnativa. Qualcuno mi chiede ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. Avete visto i dati che vi abbiamo mandato ieri, che l'assessore vi ha mandato ieri, divisi per fasce d'età dei ricoverati, capite che abbiamo anche dei ragazzi, che abbiamo adolescenti, che abbiamo età le più svariate, i 30, i 50, i 40, i 90, gli 80, quindi ce n'è per tutti. E la prossima settimana sarà una settimana impegnativa. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo a Verona. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. Stiamo allestendo ancora postazioni. Avete visto che la scelta su Villafranca, che sembrava così un vezzo comunicativo, è diventata una realtà, cioè abbiamo svuotato un ospedale per portarci il Covid. Avete visto che stiamo attrezzando Marzana. Avete visto che stiamo continuando a allestire terapie intensive e semi-intensive a Borgo Trento e a Borgo Roma. E sostanzialmente oggi il pensiero più importante che abbiamo è nel Veronese. Nel Veronese perché molto probabilmente si porta dietro la contiguità con la provincia di Brescia, nel Veronese perché oggi è la realtà che ricovera più pazienti al giorno e soprattutto non lo ricovera purtroppo solo nelle malattie infettive, ma ci arrivano anche in terapia intensiva. Ultimo aspetto, oggi abbiamo fatto un punto della situazione per le case di riposo e i dispositivi. Dopo vi lascio all'assessore Lanzarin per una specifica. I dispositivi noi li inviamo alle direzioni generali delle ULSS
abbiamo oggi del magazzino, quindi siamo in grado di inviare. So che gli operatori delle case di riposo, ma non solo, anche delle ULSS, sono in difficoltà. Anche questa mattina ho parlato con degli operatori delle terapie intensive, mi dicono cambiamo la mascherina una volta al giorno, è poco, perché la mascherina dovrebbe avere una tenuta di 4 ore, 5 ore. La verità è che pian piano stanno arrivando tutte le forniture. Vi ricordo che noi abbiamo 13 milioni e mezzo di materiale in arrivo, ma non fra un mese, a giorni. Dobbiamo già scaricare il primo materiale. Stiamo rivedendo fortunatamente le quote di invio di materiale e siamo preoccupati per quel che riguarda ovviamente le case di riposo. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi che utilizzeremo per il personale, anche questo degli ospedali, e per le case di riposo. Ovvio che le case di riposo sono un punto nevralgico, delicatissimo, perché dove il virus entra, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, trova un substrato che è eccezionale, perché trova poveri, degli anziani che sono spesso cronici, hanno altre patologie e il virus molto spesso va a complicare le patologie e porta questi anziani ovviamente alla necessità di cure o peggio ancora in terapia intensiva. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. Domande? Se posso, Prego. Buongiorno. Vista la squadra che si è unificata per dare le risposte insomma, ai vari test, com'è la situazione? Ci sono ancora ritardi, lunghe attese? E un'altra domanda, se posso, visto che anche le regioni contermini lo hanno fatto, anche il Veneto sta pensando gentilmente a una proroga per il bollo auto, quindi un altro settore. Allora, questo ci stiamo pensando con più difficoltà rispetto alle altre regioni, perché vi ricordo, e l'ho detto anche ai consiglieri, il vicepresidente ci sta lavorando ormai da penso un mese. Noi siamo una regione che non applica tasse. Voi dovete sempre pensare che quando vedete qualcuno che fa qualcosa, dei miei colleghi di regione, dovete sempre pensare che di base c'è un gettito di 180-200 milioni di euro che noi non incassiamo ogni anno, che è l'addizionale IRPEF. Quindi stiamo valutando la sostenibilità rispetto al bilancio che esentasse anche di prorogare il bollo auto. Aggiungo di più, rispetto alle sperimentazioni, vi annuncio già che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorichidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa nelle prime fasi potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti. Cioè uno comincia ad avere problemi respiratori, ai sintomi del coronavirus, è positivo al coronavirus, viene fatta la somministrazione in casa. Fermi tutti, adesso non vorrei che tutti chiamassero. L'AIFA lo ha deliberato ieri, adesso è in corso la riunione del comitato scientifico della regione del Veneto, stabiliranno un protocollo, perché ci vuole un infermiere che vada in casa, un medico di base per fare l'infusione, cioè per fare l'iniezione o la flebo, quello che sarà, però capite che anche questo è un livello ancora più estremo di cura estrema per evitare che i pazienti peggiorino e vadano in terapia intensiva. Ovvio che si può fare da oggi perché AIFA lo ha autorizzato ieri. AIFA ha chiuso il protocollo per Avigan, per cui siamo pronti al test. Le informazioni che abbiamo è che non è vero che manca il farmaco, non è vero che di un sacco di robe che abbiamo sentito dire, è pur vero che Fuji, che lo produce, è disponibile a darsene un contingente per la sola sperimentazione. Quindi immagino che vogliano anche uno studio, come si può dire, indipendente occidentale su questo farmaco in un cluster importante per il coronavirus come il nostro. Quindi anche qui penso che sia questione di ore per partire, appena ci arrivano i farmaci, per partire con la sperimentazione su Avigan. Prego. Io devo
Sì. eccetera. Quanto difficile, cioè a che punto siamo? Se sta arrivando, è arrivata, oppure ci sono tamponi che non vengono fatti perché mancano i No, ma guarda, hai toccato il vero punto, cioè la nostra efficienza nel far tamponi è semplicemente il fattore limitante è avere la materia prima. Cioè noi non abbiamo problemi, guardate, fare un tampone per spiegarlo ai cittadini è prendere, immaginate un contofiocchi, infilarlo in una narice e in gola, è fatto il tampone, dopodiché va in laboratorio e deve essere analizzato. Il vero tema è che manca sia l'hardware che il software, cioè cominciano a mancare gli stecchi, perché sono stecchi preparati, inattivati, c'è tutta una procedura, e poi i reagenti, i kit reagenti, che purtroppo le ditte che ci rifornivano ci garantiscono la fornitura di base perché il mondo intero la vuole. Per cui se tu prima facevi 300 tamponi al giorno, è proprio il caso che vi dico io, oggi ne vogliamo fare almeno 5.000 e ti dico no, io continuo a darti per 300. Quindi stiamo andando, ne abbiamo fatti 85.000, avete visto che 27.000 o 27.000 li abbiamo fatti i nostri dipendenti, ma la velocità è inversamente proporzionale al fatto della fornitura. Quindi ci stiamo organizzando comunque. Ma questo significa che i 20.000 che dovevano essere a regime lunedì, mi sembra, se non sbaglio, lunedì prossimo, si slitterà? Si slitterà, io spero solo di qualche giorno. Considera che in fretta e furia siamo riusciti a trovare una macchina in Olanda, è arrivata, ne dovrebbe far 7.000 da sola al giorno solo lei. Vediamo se riusciamo a comprare la seconda macchina, si fa 14.000, in più abbiamo messo in rete tutte le microbiologie e anzi sapete cosa facciamo? Domani vi diamo anche un dato di quanto si fa oggi di base ULS per ULS di tamponi, così avete una dimensione anche della capacità produttiva. Facciamo un rilevamento così avete la capacità produttiva come si è evoluta. Il dato che arriva sui contagi ovviamente tiene conto di quanti tamponi vengono fatti, e questo è un dato importante anche per far capire alla gente che è vero che ci sono contagiati più, ma probabilmente sono anche un effetto che si fanno tamponi. Sì. Quindi è un rapporto tra contagiati e tamponi che secondo me sarebbe importante. Sono 7%. Cioè ogni 100 tamponi 7 positivi. Sì, più o meno questo è il dato. Però capite, su una popolazione, scusami Massimo, che non è casuale, è una popolazione di contatti, di gente che potrebbe aver avuto, se andassimo su una popolazione casuale penso sarebbe l'1% o anche di meno. Cioè. Questo dato è possibile averlo nel report? Sì. Quello che ci mandate, anche quanti tamponi sono stati fatti nella giornata? Sì, possiamo darvelo, da domani ve lo diamo. I tamponi sì, il rapporto positivi effettuati un po', magari una volta ogni 3-4 giorni. Sì, no, ma anche facile, cioè andare per induzione, ci sono Sì. 300 contagiati in più, fate 2.700. Va bene, grazie. Prego. Dei laboratori sotterranei, magari quante persone ci stiano lavorando in attesa dei macchinari. Ve lo diciamo? Sono sempre loro che stanno facendo turni in classe. Noi abbiamo spostato molti dipendenti dei laboratori di analisi clinica, di analisi chimica, li abbiamo spostati in microbiologia perché avendo ridotto l'attività ospedaliera è inevitabile che il personale che si è liberato l'abbiamo tutto dedicato ai tamponi. Noi siamo quelli dei tamponi, siamo ancora sopra la Corea e siamo i primi al mondo per tamponi, questo è bene ricordarlo. Presidente, per non ripetere le stesse domande, volevo portare un attimo sul nostro argomento. Uno, visto che lei ha fatto un tweet questa mattina, ovviamente molto critico e polemico nei confronti dell'Europa e dei Vabbè, sì. che non sono stati presi. Volevo capire un po' di più la sua posizione e se concorda con quantomeno la strada che il governo ha preso, che è appunto quella di una profonda insoddisfazione. Comunque non sappiamo come andrà a finire questa notizia di Europa. L'altra cosa che riguarda sempre il rapporto tra le regioni e il governo è questo avvio dell'esperimento del controllo, come dire, web, online, non so, lei fa riferimento al modello israeliano, può essere un po' più preciso perché lei pensa di agire da solo oppure c'è, come dire, anche il governo che sta venendo in aiuto delle regioni con una strategia analoga? Anche perché oggi, l'obiettivo come è venuto qui uno studio della Royal Academy, pare che ci dovremmo abituare a convivere con epidemie trimestrali legate al coronavirus. Quindi dovremmo cambiare profondamente i nostri stili di vita, non per qualche mese, ma per un periodo assai lungo. Vabbè, sì,
Ma se ci pensate è un fatto anche di responsabilità pubblica, no? Cioè c'è l'obbligo vaccinale perché? Perché uno si vaccina per mettere in sicurezza una popolazione. Allora, il tema dell'intelligenza artificiale, piaccia o non piaccia, e il modello israeliano secondo me è vincente, è un modello che non è che ti toglie la privacy e che non ti permette più di farti i cavoli tuoi dove vuoi, ma secondo determinati parametri però ha il diritto di monitorarti. Se la piazza di San Marco viene monitorata in virtù di questa esperienza in maniera con l'intelligenza artificiale per le temperature corporee, non ci vedo nulla di scandaloso. Che uno venga identificato se ha la febbre e quindi venga subito intercettato. Addirittura gli israeliani riescono a fare anche riconoscimento facciale con la maschera su. Questo è un altro tema. Sì. Questi si leggono queste cose, ma non c'è nulla di scandaloso, perché se devi fare l'isolamento fiduciario di una persona e se questo si mette sulla mascherina, e immagino che questo sia nato per altre finalità, no? Che sono quelle dell'antiterrorismo o quant'altro, però anche questo è un tema. Quindi non vorrei che si confondesse l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che prevarica la privacy, che è quella dell'essere liberi di vivere liberamente, da quello che è come si può dire, la responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità. E io dico, ognuno di noi, per la parte che compete la responsabilità pubblica, deve mettersi a disposizione. 2, sull'Europa, guardate, penso che qui dentro non ci siano anti-europeisti, no? Siamo tutti incalliti europeisti, ma abbiamo un modello di Europa in testa che non è quello che abbiamo sotto gli occhi oggi. È un'Europa totalmente latitante. Cioè la latitanza dell'Europa in questo momento è scandalosa, cioè non ha dato un minimo di regia e di coordinamento sanitario, addirittura sembrava quasi di vedere replicata la vicenda dell'immigrazione. Lampedusa è il confine d'Italia, non il confine d'Europa. Coronavirus è il confine italiano, non è un problema dell'Europa. Oggi siamo in pandemia, l'Europa non ha nulla da dire. La BCE non si sta muovendo come si sta muovendo la Federal Reserve, addirittura gli stati membri si muovono random, c'è la Germania che stanzia 550 miliardi, l'Italia per ora 25 miliardi, abbiamo la Spagna che è in grosse difficoltà sanitarie, abbiamo gli altri paesi che sono in difficoltà. Io mi chiedo dov'è finita l'Europa. L'Europa non c'è. C'è un commissario che si occupa della salute, si faccia sentire, ce n'è uno che si occupa dell'economia, si faccia sentire, perché guardate che qui abbiamo 2 emergenze, quella sanitaria e quella economica, e vanno pari passo purtroppo. Altra? Buongiorno. Ciao. Ecco, a proposito una serie di domande sanitarie e economiche, cominciare dal numero delle 20.000 lavoratori, la domanda economica, che lotterebbero in meno con la moria delle imprese venete, di argomento che hanno chiesto alla cassa integrazione, secondo i dati forniti ieri dall'assessore Elena Donazzan. Poi per quanto attiene invece alla sanità, c'è scritto e chiamato una telespettatrice che ci ha autorizzato eventualmente a darle nome e cognome, e chiede una partoriente, chiede come mai è stato chiuso il punto nascite di Schiavonia e deve andare eventualmente a partorire da un'altra parte. Ma scusi, ma che domanda è questa? Questa io Ma guarda, ne abbiamo parlato mille... No, ma... lo so, ha ragione, però sì, ma penso potevate rispondere direttamente voi, penso ne abbiamo parlato 1000 volte. No, ma adesso rispondo io, scusate, in che lingua lo dobbiamo dire? Ci siamo trovati costretti ad identificare, su indicazione del governo, e il governo ha fatto bene, a identificare dei Covid center, cioè dei centri di cura dei malati coronavirus. Uno di questi è Schiavonia, poi c'è Sant'Orso, c'è Vittorio Veneto, Villa Salus, San Camillo a Treviso, Dolo, Villafranca, cioè, Schiavonia è uno dei corona center. A me spiace per questa signora, ma non è che questo è disorganizzazione o disattenzione da parte della regione. Forse non si è capito che abbiamo quasi 2000 persone malate di coronavirus.